Stiamo con Giuliano Pegoraro del comitato promotore di Venex, una nuova moneta complementare veneta. Oggi una giornata importante, un importante accordo tra Venex e Confapi. Sì, oggi è una giornata importante perché andiamo a sottoscrivere, dopo la convenzione già stipulata con Federcontribuenti Veneto, un'ulteriore convenzione con Confapi Industria Veneto, che è una delle principali associazioni di categoria regionali, che ha circa 7.000 iscritti, e con questa convenzione verranno messi a disposizione degli associati dei Confapi un plafond di 7 milioni di Venex, che poi potranno essere distribuiti alla luce di valutazioni che saranno fatte dalla struttura di Venex relativamente al merito fiduciario dei richiedenti. Quindi partendo da oggi tutti gli associati del Confapi potranno manifestare il loro interesse per utilizzare Venex, la nuova moneta complementare del Veneto, che permette a loro di scambiarsi beni e servizi senza utilizzare la moneta tradizionale, l'euro, e quindi senza essere soggetti al pagamento di interessi e commissioni, ma meramente aderendo al circuito di moneta complementare Venex. Ecco, in pratica come funzionerà questa nuova moneta? Ai richiedenti verrà messo a disposizione un affidamento in Venex e loro con questo affidamento potranno acquisire beni e servizi da altri iscritti al circuito. Quando uno vende dei beni e servizi diventa titolare di un credito nei confronti del circuito che può spendere poi acquistando da altri aderenti al circuito. Quindi si realizzano delle movimentazioni, una specie di movimentazioni di conto corrente, di crediti e di debiti nei confronti del circuito.